Fabio, spiegami un po' che cosa state facendo qua. In questo momento noi stiamo facendo un estemporaneo di forgiatura dove circa 20 fabbri provenienti dalla Sicilia, ma anche dal nord Italia, anche dall'estero, tra le quali una donna che si chiama Guillermina Morales, che forgia e viene da Barcellona di Spagna, stanno realizzando delle sculture che verranno donate al presidente della provincia di Chios e all'assessorato allo sviluppo. La provincia regionale di Messina. E all'assessorato allo sviluppo e all'attività produttiva. Poi in una seconda fase questi maestri saggi invece vengono affiancati dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Messina e di Capodorlando, con i quali, le due opere? Con i quali, sì, queste sono. Questa è la famosa mola messinese, famosa nel messinese. Questo è il pesce San Pietro, poi là c'è il Saggiano, Capponeo, Gallinello e la Guglia, la costardella nostra Ratti. Quello invece è un busto realizzato in 20 minuti da un angolare di costruzione, un ferro che prettamente viene utilizzato solo per la costruzione, proprio l'estrazionistico del trasporto. Da questa parte abbiamo praticamente sempre i maestri d'arte che vengono affiancati dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti, con i quali fanno un vero e proprio workshop, disegno, progetto e realizzazione finita. Qua abbiamo questo è il pezzo finito e questo è il progetto degli studenti dell'Accademia. E questa è la seconda fase che stiamo facendo in questo momento. L'associazione si chiama Fabri Arte, esiste già da 10 anni e giriamo praticamente tutta l'Europa a fare questo tipo di manifestazioni. E questa è una cosa è partita da dove? Da te, dalla Sicilia, da dove è cominciata questa avventura dei fabbri? L'avventura dei fabbri nasce dallo stomaco innanzitutto, poi arriva al cuore e forse per ultimo viene coinvolta la testa, perché il cervello forse è l'unica cosa che non utilizziamo perché seguiamo più l'istinto. Vediamo un po' che fanno questi signori, tanto che ci spieghi come funziona proprio il meccanismo della lavorazione. Questa è una lavorazione a caldo praticamente. Praticamente noi lavoriamo, la cosa importante è questa, e ci tengo a dirlo perché noi lavoriamo esattamente come si lavorava migliaia di anni fa. In che senso? Che non sono assolutamente ammessi nella lavorazione artigianale che noi facciamo, mezzi tecnologici, né tantomeno trapani, flex e macchine, quindi il ferro viene lavorato e sbucato a caldo e solo a mano. Il taglio, il filo, la lavorazione io faccio. Di dove sono questi nastri? Questi nastri vengono dalla Sicilia, vengono dall'Italia, vengono dal nord Italia, là c'è il campione del mondo che ha vinto la Sicilia. Vengono dall'Europa, la cultura con i suoi pezzi. Ci sono al Palacultura dell'Europa. Niente, faccio entrare dentro. Scusate, permesso. Ecco, questo è il maestro Costa, Nino Costa, Carlo Acosta, Domenico Lecce, alcuni nomi, Pippo Acosta, grande maestro, Matteo Lucia, ecco, in questo momento li stanno tagliando a mano. Questa proprio è la fase del taglio che viene fatta assolutamente a mano, senza l'ausilio di mezzi, quindi non tagliano con la troccatrice né col fletto. Questa è una del mondo, Massimiliano Benvenuto. Questo sta rientrando a spazio e senza ausilio di saldatrice unisce due pezzi di lamiera sbalzata. Ascolta, diamogli una spappolata e... Ha detto che per l'esperienza bellissima c'è da ora, quindi...
maestro Mimmo Costa 2 volte lezione del maestro adesso. Ma stanno facendo la tiratura del ferro a caldo. Questi martelli che noi utilizziamo e sembrano degli innocenti martelli, sono dei martelli per lo più fatti dagli stessi fabbri artigianalmente e hanno un costo che supera i 200 euro, 250 euro. Sono per noi strumenti pregiatissimi, tra l'altro unici strumenti da lavoro. Bellissimo, complimenti a Fabio e a tutti i maestri qua che lavorano Grazie nel porticato della provincia regionale di Messina.